Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con le notizie di prealpina.it. Partiamo da una nostra inchiesta esclusiva. Malpensa Express, un viaggio nel degrado, lungo la linea ferroviaria che da Milano raggiunge il terminal varesino. Vediamo il servizio di Rosy Brandi con le immagini dell'agenzia Blitz. Qualche campo coltivato, fazzoletti di orti dove sventola la bandiera italiana, villette, palazzoni e tanti, troppi monumenti al degrado. A bordo del Malpensa Express, dal Terminal 1 alla stazione di Cadorna, anche la zona boschiva sembra brulla, come se un incendio avesse devastato tutto. Per un giorno abbiamo voluto vedere quello che vede qualsiasi passeggero atterrato all'aeroporto ed è diretto a Milano. Quasi nessuno guarda il paesaggio dal finestrino perché ha gli occhi incollati al telefonino, ma se cercassi di capire dove si trova, lungo il tragitto vedrebbe soprattutto una sfilata di capannoni in rovina, con la scritta vendesi e affittasi, depositi con le finestre rotte, casette sgangherate di legno. Se questi edifici siano abbandonati o dentro ci lavori ancora qualcuno non si capisce dal treno. In un caso o nell'altro i muri di cinta sono sgretolati, con rifiuti ovunque e soprattutto sono ricoperti da ogni genere di scritta e graffiti. I writers si sono letteralmente impadroniti di questa terra di mezzo e forse non si può dare loro torto. Anzi, bisognerebbe ringraziarli. Se non altro, i passeggeri stranieri a bordo del Malpensa Express penseranno che questa è una terra di artisti. Malgrado le assenze del personale di comando Novax, che permangono anche con le nuove disposizioni in vigore dall'1 aprile e che generano criticità sullo sviluppo della programmazione oraria dei traghetti, abbiamo strutturato il nuovo orario sulla base delle attuali risorse e garanzie. Così, con una nota, la navigazione a Largo Maggiore risponde oggi, lunedì 4 aprile, alle polemiche dei giorni scorsi per il taglio delle corse dei traghetti tra Laveno Mombello e Intra, da 42 a 33 al giorno, che sarà in vigore dal 10 aprile. Viene dunque confermata l'indiscrezione dei giorni scorsi, secondo la quale il problema della mancanza di personale, in particolare di capitani, sia dovuto a dipendenti non vaccinati over 50. La navigazione rileva, nel comunicato, di essere sempre attenta alle esigenze del territorio e che sono state mantenute le fasce di garanzia delle prime 6 corse del mattino ed è stato assicurato il servizio a studenti e lavoratori che quotidianamente attraversano il lago per recarsi nella sponda opposta. Approfondimenti su prealpina.it. Un uomo di 60 anni è stato aggredito questa mattina in via Vittorio Veneto, nel centro di Varese, a ridosso della fermata dei bus. Ha riportato ferite, in particolare al volto, ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Circolo, in codice giallo. L'aggressore si è dato alla fuga. Sul posto, oltre al personale del 118, le pattuglie della Polizia di Stato. Restano ad accertare le cause che hanno scatenato l'atto di violenza. Il tema della sicurezza in città è sempre dibattuto, lo è stato anche nell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Completamente ubriaco, aveva deciso di concludere la serata tirando sassi contro le auto di passaggio in via Novara. Gli agenti del commissariato di polizia di Legnano hanno denunciato un italiano di 30 anni accusato di getto pericoloso di cose e di possesso di oggetti atti a offendere, perché una volta perquisito è risultato in possesso di un coltello. L'allarme era stato lanciato nella notte di domenica 3 aprile, quando diverse persone avevano telefonato al 112 segnalando che in via Novara un uomo cercava di bloccare le auto in transito e lanciava sassi contro chi non si fermava. Una era stata anche colpita, riportando danni per fortuna non gravi. Arrivata in via Novara, la volante ha trovato il trentenne palesemente ubriaco. Oltre alle 2 denunce, l'italiano si è quindi preso anche una multa per ubriachezza molesta. Saranno poi gli automobilisti a decidere se chiedergli di rifondere i danni causati. Si torna a parlare dell'ipotesi di balneabilità del lago di Varese. Addirittura il provvedimento potrebbe scattare già dalla prossima estate, ma i varesini sono scettici. Vediamo il servizio di Elisa Polveroni con le immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Fare il bagno nel lago di Varese per ora è impossibile, si potrà fare in via sperimentale da luglio e agosto in base alla decisione degli enti che compongono l'accordo quadro di risanamento del lago di Varese. Per ora i varesini sembrano tiepidi davanti a questa proposta che stuzzica sicuramente ma solleva molti dubbi sulla qualità delle acque. Fra i varesini e i turisti che abbiamo incontrato sulle sponde prevale la cautela. Un bagno ora forse non lo farei, dicono in coro, però di sicuro stiamo notando un miglioramento dell'ambiente sia come sponde sia come pulizia e decoro e non escludiamo che in futuro potremo concederci questo famoso tuffo atteso da anni se davvero le condizioni delle acque saranno ottimali.
Questo era l'ultimo servizio, vi diamo appuntamento a domani e augurandovi una buona serata.